Era il 6 dicembre 1880. La sua lunga giornata di lavoro volgeva al termine e a casa lo aspettava la sua adorata famiglia. Un giorno come tanti per Gaetano Rossi Doria, fino al momento in cui tutto finì. La morte lo colse all'apice della sua attività e gli impedì di intraprendere nuove imprese e raggiungere altri traguardi. Fu sepolto nel cimitero di Bonaria il 7 dicembre e il giorno dopo l'Avvenire di Sardegna parlò dei suoi funerali, definendoli imponenti. Ma chi era Gaetano Rossi Doria? Nacque a Cagliari quasi 50 anni prima, nel febbraio del 1831, da Giuseppe Rossi e Rosa Doria. Nelle sue vene scorreva dunque sangue di grandi uomini d'affari. Suo padre Giuseppe, di origine campana, era infatti fratello del barone di Teulada, Salvatore, uno degli uomini più ricchi della Sardegna, il quale, dedicandosi alle più svariate attività mercantili, si era costruito una fortuna così imponente da essere paragonato ai banchieri ebrei Rothschild. Anche sua madre Rosa poteva vantare legami con un potente establishment mercantile. Proveniva infatti da una importantissima famiglia genovese, i Doria, potenti uomini d'affari, in quella che era stata una potente repubblica marinara. Non sorprende dunque la scelta di mandarlo a Genova, città che allora rappresentava una grande scuola pratica degli usi e delle consuetudini mercatorie. Quando raggiunse la terra degli avi materni, dopo aver frequentato le scuole elementari a Cagliari, aveva appena 12 anni. Vi rimase fino ai 20, apprendendo i segreti dell'arte della mercatura. Quello di Gaetano, comunque, non fu un caso isolato. Diverse famiglie borghesi dell'epoca mandavano i propri rampolli al di fuori dell'isola, nelle più vivaci piazze commerciali, perché si trasformassero in abili imprenditori. Sono gli anni successivi alla perfetta fusione, 1847, in cui Cagliari attraversa una fase decisiva per la propria storia, con la formazione della città borghese, sia dal punto di vista urbanistico per l'edificazione dei quartieri sul fronte mare e lo smuramento dell'antica cinta fortificata, sia sociale, con l'entrata in campo al posto delle chiuse élite dei rentier aristocratici, nella nuova classe borghese degli affari e dell'impresa. Saranno questi borghesi, o come allora venivano chiamati alla spagnola hombres de negocios, uomini d'affari, a dare vita ad una delle più significative evoluzioni sociali vissute dalla città. In questo contesto storico si trovò a operare Gaetano Rossi Doria, il quale ben presto si sarebbe rivelato uno tra i più intraprendenti borghesi che contribuirono alla trasformazione sociale della città in quella seconda metà dell'Ottocento. L'avevamo lasciato quasi ventenne a Genova, in procinto di intraprendere il viaggio di ritorno nella città natia. Quando tornò a Cagliari poté sperimentare quanto appreso durante l'apprendistato genovese, collaborando con lo zio Salvatore, chiamato scherzosamente dai concittadini Barone Metru, per via della professione di sarto del padre. Intorno al 1850 la ditta Rossi costituiva una delle aziende commerciali più prestigiose della Sardegna, trattava qualsiasi tipo di affari, poteva disporre di bastimenti che, carichi di ogni ben di Dio, solcavano il Mediterraneo, e i suoi magazzini in via Barcellona costituivano il cuore dei traffici cittadini. Salvatore, che ormai si avvicinava agli 80 anni, aveva bisogno di un valido aiuto nella gestione del proprio impero commerciale e trovò in Gaetano quello che cercava. Ben presto, infatti, emersero le sue innate capacità imprenditoriali, che insieme alla costante dedizione al lavoro lo resero per lo zio un insostituibile braccio destro. Non a caso in lui si univa una combinazione vincente di abilità nei commerci, propria dei genovesi, e di straordinario intuito per gli affari, tipico dei campani. Purtroppo, quando nel 1856 lo zio Salvatore morì, Gaetano non ebbe l'appoggio degli eredi e, nonostante l'esperienza maturata, si trovò tagliato fuori da ogni attività. Per lui non vi era altra via che mettersi in proprio, cosa non facile date le esigue disponibilità finanziarie e la giovane età. Aveva infatti solo 25 anni, ma anche una forte tenacia che lo premiò. Il suo tentativo ebbe successo e in poco tempo la sua ditta diventò una delle più importanti di Cagliari. D'altronde la cerchia di frequentazioni che aveva stretto mentre collaborava con lo zio e la buona reputazione che si era creato giocavano a suo favore. Per i suoi magazzini e il suo scagno, ufficio, scelse il piano inferiore della Casa Devoto, che si trovava proprio di fronte al porto, a fianco della chiesa di San Francesco al Molo. Si occupò un po' di tutto. All'occasione commerciava al dettaglio o all'ingrosso, faceva il cambiavalute o lo spedizioniere, a volte l'appaltatore, altre il concessionario di titoli minerari. Si incarnava perfettamente nel prototipo del negoziante del tempo.
poco incline ad investire nella terra o nell'industria delle manifatture perché ciò avrebbe comportato maggiori rischi e ritardato gli eventuali guadagni, ma sempre pronto a concludere affari di cui si sarebbero potuti cogliere rapidamente i frutti, che si trattasse di importare sementi o velluti o di esportare grano, mandorle o pelli. Il capitale d'impresa doveva essere utilizzato in modo immediatamente remunerativo. Di conseguenza era preferibile commerciare partite di merci di rapido smobilizzo, cercando di comprarle al prezzo più basso e di venderle poi a molto di più, sfruttando anche il cambio favorevole tra le diverse monete. Questo aveva imparato dai negozianti genovesi e questo fece. Se infatti consideriamo l'intero arco della sua vita, non lo vedremo mai interessato ad acquistare terreni agricoli e coinvolto in qualche attività industriale. La sua visione dell'attività imprenditoriale si riassumeva nel commercio di beni e di prodotti. Non fu certo l'unico a pensarla così, trattandosi di un orientamento molto diffuso tra i contemporanei che ispiravano il proprio modo di gestire gli affari a quello dei negozianti non specializzati dall'Ancien Régime. A una mente così vivace, Cagliari, piccola città priva di interessanti spunti imprenditoriali, cominciava ad andar stretta. Un clima stagnante, dunque, che avrebbe indotto Gaetano a sentirsi vicino alle nuove idee portate nella città sarda da forestieri come Enrico Serpieri. Fu naturale per lui unirsi a loro. Del resto, in tutta Europa si andava sviluppando tra i borghesi una forma di associazionismo che presentava dei tratti alquanto diversi da quelli che avevano caratterizzato la nobiltà feudale. Gli aristocratici si incontravano per condividere i piaceri della caccia, della tavola, per ascoltare musica o giocare a carte, tutte attività più o meno ricreative. Quelle dei borghesi invece erano chiamate associazioni di programma. Si riunivano per discutere d'affari, scambiarsi idee per dar vita a nuovi progetti imprenditoriali, ma anche per affrontare questioni riguardanti più in generale i problemi della vita cittadina. E così fu anche a Cagliari. Gli interessi privati si sposavano con quelli pubblici nella convinzione che la modernizzazione della città avrebbe contemporaneamente accresciuto gli affari di ciascun negoziante e il benessere della popolazione. Si riteneva necessario quindi realizzare strutture produttive moderne e nuove istituzioni economiche. I borghesi che si affacciavano nello scenario cittadino non si interessarono dunque solo di questioni chiaramente connesse ai loro interessi imprenditoriali, come quelle riguardanti il porto, con la creazione di banche, dei magazzini generali, ma affrontarono anche temi legati al benessere di tutta la cittadinanza, come quelli riguardanti l'illuminazione pubblica, l'acquedotto e il gasogeno, molto sentiti dalla popolazione. Gaetano Rossi Doria era tra questi. Ebbe a cuore le sorti della città e si prodigò per garantirle un futuro migliore. Non tragga dunque in inganno il quadro di abile affarista sempre teso a realizzare il più alto guadagno. Equilibrio, signorilità e vera modestia furono le sue doti più apprezzate. Era diventato, oltre che un grande uomo d'affari, uno stimato uomo pubblico. Dopo 11 anni di vicepresidenza, nel 1873, venne eletto presidente della Camera di Commercio che aveva contribuito a fondare insieme a Enrico Serpieri, cui era succeduto nella carica, e Josias Pernis. Aveva capito che l'unico modo per rilanciare l'economia dell'isola era rompere il suo isolamento economico e si batté per questo sfruttando la possibilità che la carica gli offriva. Fu proprio grazie alla sua guida illuminata che la Camera di Commercio si fece portavoce dinanzi alle autorità governative di proposte per favorire lo sviluppo della Sardegna. Considerando i rischi e l'incertezza tipici dell'attività imprenditoriale, non si può certo dire che la vita di Gaetano fosse tranquilla, eppure affrontò con coraggio qualsiasi difficoltà per garantire alla sua famiglia quella tranquillità che forse desiderava per sé. Aveva sposato infatti Leonida David, che l'avrebbe reso padre di adorati figlioli, a cui avrebbe trasmesso i grandi valori che ispirarono la sua vita. Dedicò tutto se stesso alla famiglia e alla sua terra, fino a quel 6 dicembre 1880. Lo piansero i suoi cari e con loro tutta la città. La sua famiglia perse una guida forte e importante, Cagliari uno dei suoi migliori cittadini. Se consideriamo lo stereotipo del cagliaritano pigro, molto più incline a parlare che a fare e diffidente verso qualsiasi tipo di attività imprenditoriale, allora Gaetano Rossi Doria era un cagliaritano anomalo. Ma è a cittadini come lui che Cagliari deve la sua trasformazione in città moderna. Per capire una parte importante della storia cagliaritana dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, occorre riflettere su una figura
abbastanza significativa e per certi versi illuminante di quei tempi, che è il negoziante. E direi il negoziante d'ancien régime, cioè che era un po' un uomo d'affari. Il barone Rossi è stato certamente il prototipo di questa figura di negoziante d'ancien régime. E alla scuola del barone Rossi si sono formati gran parte dei negozianti. Uno dei più significativi e importanti è proprio un suo nipote, Gaetano Rossi, Rossi Doria perché la mamma era genovese. Gaetano Rossi Doria diventa il braccio destro e poi il sostituto importante negli affari dello zio. Diventa un grande collaboratore di Enrico Serpieri, che è stato uno dei grandi imprenditori riminesi venuti a Cagliari, è diventato uno dei protagonisti della vita cagliaritana. Assieme a Serpieri fondano la Camera di Commercio di Cagliari e la Banca di Cagliari, che sono le due grandi istituzioni economiche su cui Cagliari cessa di essere una città coloniale, cioè residenza dei viceré, per diventare invece una città borghese, degli affari borghesi, dei commerci, degli scambi, cioè una città che si confronta con il mondo e che cambia completamente anche il suo rapporto con l'altra Sardegna.